Il sindaco di Favara, Anna Alba, non ci sta. Favara, dice il Primo Cittadino, non è questa. Non è assolutamente accettabile che passi un messaggio della nostra comunità pregiudizievole e lontano dalla realtà. Il caso di Jessica Lattuca ha fatto arrivare in paese giornalisti e televisioni da tutta Italia, collocando Favara al centro dell'attenzione con i riflettori puntati da oltre un mese sui favaresi, accanto ai quali adesso si schiera, seppure senza un comunicato ufficiale, ma semplicemente attraverso i social, il Primo Cittadino. Anna Alba, come abbiamo detto, non ci sta a vedere e descrivere Favara solo in un certo modo, perché esiste una parte di città sana abitata da gente che lavora onestamente nel rispetto delle regole. Purtroppo a fare notizia è sempre un certo andazzo, che non è difficile scoprire anche a Favara, dove non si vive certo in un paradiso, per cui riprendere il degrado che si presenta sotto gli occhi fa parte del lavoro giornalistico. Tutti d'accordo comunque con il Primo Cittadino favarese quando pretende rispetto per la giovane mamma scomparsa e per la famiglia. Ricordiamo che Favara ha partecipato in massa ad una fiaccolata nel nome di Jessica Lattuca in segno di solidarietà, sconfiggendo l'omertà. Anna Alba ci tiene a ribadire che Favara gode di un tessuto culturale e imprenditoriale eccellente, ma questo, secondo la sua opinione, non fa audience. Ma c'è un'altra voce che si è levata a difesa della città, è quella del circolo Lega di Favara, che critica duramente il servizio televisivo di una rete nazionale che si sarebbe limitato a riprendere le vie diroccate del centro storico. Da qui la richiesta al sindaco Alba di chiedere all'emittente rettifica e scuse, soprattutto ai tanti giovani che lavorano in favore del territorio. Le indagini sulla scomparsa di Jessica Lattuca, che manca ormai dal 12 agosto, proseguono intensamente, ma tutto sembra fermo alla scritta apparsa sui muri in contrada Crocca. Così Favara non è presa d'assalto solo dai giornalisti, ma anche e soprattutto dai carabinieri che passano al setaccio l'intero territorio senza sosta. Un lavoro minuzioso che turba ormai da diverse settimane i malavitosi.